Allora, grazie mille, salutiamo Alberto Roseto, Presidente del Focolare Furlan del Congo, che ha già il microfono. Allora, intanto grazie, e ancora grazie al dottor Vidoni per aversi messo in contatto. Spiegami un po' com'è essere alla guida di una, come potremmo definirla, una piccola colonia friulana. A quanti chilometri di distanza da qua? Beh, sono circa 7.000 chilometri più o meno. Quindi sono 11 ore di viaggio passando per Parigi. Diciamo questo che è una cosa molto importante, molti friulani non sanno, non sono ancora a conoscenza, che comunque in Congo c'è un pezzo di Friuli da tanti anni. Infatti lo scopritore Pietro Savognani Brazza, chiaramente il memoriale è dedicato a Pierre perché l'hanno francesizzato, però è originario italiano, insomma, no? È una persona che è un esploratore, che è stato anche governatore del Congo, e ha lasciato veramente un buon segno di quello che ha fatto, tanto è vero che c'è un memoriale molto grande a Brazzaville dedicato per il suo nome, dove tuttora si ricordano molto bene di lui, delle gesta che ha fatto e soprattutto ha lasciato una buona traccia per i friulani in Congo. Senti, vedo una bandiera amica in quella immagine. Eh sì, infatti, un pezzo di Friuli. Diciamo questo, giù con l'attività del Focolare Congo iniziata nel 2011, all'inizio il Focolare è stato fondato da dei friulani che erano giù, chiaramente espatriati per lavoro, e dopodiché si è un po' anche attivata nel sociale, no? Essendo uno dei pochi focolari al mondo aperto in una zona un po' disagiata rispetto a ogni altro focolare che sono in paesi molto più avanzati, insomma. E niente, praticamente abbiamo deciso di organizzare delle attività sociali, come ad esempio apprendere i mestieri perché dare un aiuto economico a una persona dura l'aiuto che dura, invece a fargli apprendere un mestiere e dandogli la possibilità di partire con un'attività economica gli risolve il problema per un po' più di tempo. Senti, dobbiamo dire, abbiamo visto proprio i termini dei lavori che di solito si facevano in Friuli, tu hai preso queste persone di colore e hai cominciato, ti salutano anche in Furlan, no? Assolutamente, potete vedere anche nei social che abbiamo con l'associazione o su Facebook o su Instagram, ad esempio abbiamo il nostro dottore di riferimento Giugioel che inizio video saluta in friulano, non solamente lui, anche gli altri, perché? Perché si cerca di lasciare una traccia di friulano. Abbiamo dei ragazzi di 7 anni che stanno facendo un corso di apprendimento di friulano, mezz'oretta a settimana, perché? Scusa, perché mi soffermerei, tira su polés, qua tu li allevi, cioè li formate per allevare i polli. Sì, fa parte sempre dei mestieri di base, ad esempio anche l'allevamento. Qua c'è una ragazza che è partita da nulla praticamente, da un piccolo polaio. Diciamo questo, in questi paesi è molto importante partire, perché c'è gente che veramente che non ha i 2 soldi da mettere vicino, quindi non solo insegnargli come si fa, ma anche dargli una mano a iniziare l'attività. Questo preclude il fatto che se ha un'attività economica e sta bene, con molta probabilità si ferma lì. Senti, come si mangia in Congo? Io direi bene, nel senso molto più biologico di quello che si mangia oramai in Europa. Il Congo, la parte chiaramente attaccata all'Atlantico, c'è più pesce, mentre la parte più interna c'è più cacciagione. In Congo diciamo che è uno dei paesi più urbanizzati, perché alla fine sono 4 città in un territorio grande quanto l'Italia, e la parte interna è pressoché disabitata perché si fanno centinaia di chilometri senza trovare anima viva. L'allevamento non esiste, per cui diciamo chi è all'interno vive di cacciagione e sul mare invece vivono di pesca. Senti, il fricco non l'hai fatto mancare ai congolesi? Fricco no, c'è mia moglie che l'ha fatto prendere a molti giù e sta diventando di uso comune. Il fricco in Congo? Sì, infatti come il prosecco. Attraverso un amico di Nimis che gestiva una società di catering ha cominciato a portarci giù qualche bottiglia di prosecco. Chiaramente i congolesi vengono dalla Francia, per cui conoscono lo champagne, ma da quando ho cominciato a provare prosecco giù a go-go. Au revoir champagne. Totalmente dimenticato. Presidente, fermati perché sto sforando, andiamo in pubblicità e poi ancora un minutino e poi andiamo avanti. Grazie. Io vorrei andare da quella signora là. Anzi, dobbiamo salutare il Presidente del Focolare Furlan. Quando rientri?
Molto presto, inizio prossimo anno, nel periodo di ferie, andiamo giù, insomma. Adesso come attività sono sempre al corrente. Solo anzi, se ti alzi, grazie mille. Ecco, visto l'avvicinarsi del Natale, volevo anche dire, visto che giù, insomma, noi friulani abbiamo 2 orfanotrofi con cui si collabora, chi vuole contattare anche l'associazione tramite i social. Quanti bambini sono ospitati? In totale sono una tantina, divisi in 2 orfanotrofi, questi sono orfanotrofi di Stato, quindi gestiti dallo Stato. Però diciamo, ecco, la cosa un po' differente dalle altre associazioni, se si vuole, la nostra è chiaramente piccolina, però chi dona ha la possibilità di prendere contatto con la persona che segue e di seguirlo sempre. Parliamo di orfanotrofi che si trovano in Congo. A Brazzaville e a Pont-Noir, che sono le 2 città principali. E quindi per raggiungervi, Presidente, basta andare su Facebook? Su social, su Facebook, Fogolar Fulan Congo, su Instagram e oramai. E quindi andate, scrivete, mandate gli auguri al Presidente, se volete mandare qualche soldino, vanno per questi 80 bambini che necessitano di supporto. Assolutamente. Un saluto al tuo compagno di viaggio, tra l'altro ex presidente anche lui. Ex presidente e il neopensionato. Vediamo se c'è un microfono da quelle parti. Ce l'hai? Senti, e tu sei in Congo da quanto tempo? Io nel 2010 prima ho fatto 8 anni e poi nel decennio prima altri 3 anni. Ho fatto un 12 anni. Non ti viene voglia di tornare in Friuli? Sì. No, in Friuli sì, io sono pure, ma torno in Congo, sto in mio. Sto in mio, ma perché le picchiali? Perché si sta bene. Poi tranquillo. Più no? Sì. Più tranquillo, poi rilassato. Grazie mille. Prego. Tornate quando volete.